zona. Noi da 8 anni abbiamo adottato praticamente questa pietra d'inciampo che è stata posta nel 2016 in ricordo di Giovanni Antonio Vacca. Vi leggo brevemente una scheda anagrafica di Giovanni Antonio. Giovanni Antonio era originario di Ovodda, in provincia di Nuoro. Era proveniente da una famiglia del ceto medio, il padre è negoziante, interrompe gli studi alla fine del 1916 per rispondere alla chiamata alle armi. Dopo un periodo iniziale al primo reggimento artiglieria fortezza di Genova, nel febbraio del 17 viene inviato al fronte in Cadore presso il terzo reggimento artiglieria, al termine del quale viene inviato poi successivamente al reggimento artiglieria fortezza ed è impegnato tutta l'estate del 2018 sino all'ultima fase bellica. Qualche anno dopo la fine del conflitto riprende gli studi universitari, prima presso il Politecnico di Torino, poi nella facoltà di giurisprudenza del capoluogo piemontese, dove si laurea nel 1928. Intrapresa la carriera legale nel 1933 è titolare di uno studio legale posto in via del Carmine, in centro, e nel 1936 in via Santa Teresa 21, che divide con il collega Eugenio Giordano. Le posizioni antifasciste sono notorie in un ambiente come quello dell'avvocatura torinese, dove più tardi, come scriverà Baldo Fusi, sarebbe stato più facile contare gli elementi allineati con il regime che i dissidenti. A questo proposito voglio ricordare che nell'ex Palazzo di Giustizia in via Corte d'Appello c'è una lapide che ricorda 10 coraggiosi avvocati torinesi che in mezzo a 2 che erano gli iscritti a quell'epoca nell'albo degli avvocati osarono ribellarsi e immolare la propria vita per la nostra libertà. Non risulta iscritto al sindacato fascista di categoria, così come il collega di studio. È sottoposto a sorveglianza e quando nel 1938, durante un viaggio a Nizza, si intrattiene in un luogo pubblico con alcuni antifascisti fuoriusciti, al rientro in Italia subisce una perquisizione domiciliare, un fermo che si protrae per 3 mesi, alla fine del quale gli viene comminata la diffida e inoltre una sanzione disciplinare da parte del direttorio del sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Torino. Dopo l'armistizio collabora attivamente con le formazioni cittadine di Giustizia e Libertà. Viene arrestato il 12 agosto del 1944 per aver tentato di corrompere con una forte somma di denaro un ufficiale tedesco al fine di liberare alcuni detenuti politici. Fu la sua segretaria a segnalarlo alla Gestapo torinese. Viene deportato a Dachau il 5 ottobre del 1944, classificato come Schutz, e riceve la matricola 113596. L'11 dicembre viene trasferito nel campo alsaziano di Natzweiler e più tardi a Sachsenhausen. Giunge a Buchenwald il 6 febbraio del 1945, classificato come Pol e con il numero di matricola 31168. Nel lager della Turingia si perdono le sue tracce. Su questo marciapiede prospiciente alla sua abitazione nel quartiere San Donato, dal 15 gennaio 2016 lo ricorda una Stoltenstein, una pietra d'inciampo realizzata dall'artista tedesco Gunther Denning, la prima posta a ricordo di un deportato politico sardo. Oggi alla cerimonia sono presenti Ilenia Vacca. E dov'è Ilenia? Eccola qua, che è la sindaca di Ovodda, il comune originario da qui, dove nacque Giovanni Antonio. Alberto Re, che è il presidente della circoscrizione 4 del comune di Torino, Paolo Alessandri, presidente della sezione Ampi Martineto, e poi prenderanno la parola anche Claudio Cerrato e altri. Se mi permettete, volevo solo leggere, poi mi taccio, una lettera che la pronipote di Giovanni Antonio Vacca mi scrisse nel gennaio del 2018, quando noi abbiamo cominciato adottare questa pietra.
Carissimo Enzo, voglio mettere su carta il mio... Questa è Gisella Vacca che parla. Voglio mettere su carta il mio grazie per te e per l'Associazione dei Sardi Antonio Gramsci, e lo faccio non a caso in questa giornata così significativa, perché dovrei ringraziarvi pubblicamente per aver in qualche modo adottato la pietra d'inciampo dedicato alla memoria del mio prozio paterno Giovanni Antonio Vacca. Questa adozione, io lo so bene, non si limita alle manifestazioni in onore della giornata della memoria, ma si estende anche a semplici gesti affettuosi, gesti che compirebbe un parente, direi se abitasse nelle vicinanze, come per esempio tenerla lucida, in modo che sia sempre possibile leggere il suo nome, fonte di commozione e orgoglio per noi discendenti, soprattutto per me, che quel nome lo porto anche sulla carta d'identità. Mai come in questi momenti, quando leggo il suo ricordo sui quotidiani locali e nell'etere, o quando il suo nome echeggia anche solo per un giorno tra le voci del paese e, come in questo caso, al di là del mare, nella sua città di adozione, mi sento così fiera di questa ascendenza, di questo esempio umano così pregno di valori, pure nell'assenza. Sento come non mai di provenire non solo in senso biologico da queste radici, ma di appartenere loro totalmente anche in senso emotivo e umano. E trova risposta nella biografia di questo avo sconosciuto tutta la parte del mio lavoro artistico dedicato agli ultimi e l'inclinazione che sento così intensamente fin da bambina a schierarmi dalla parte dei più deboli, verso le libertà, quelle che anche oggi sono negate a persone e interi popoli e che probabilmente avrebbero gran bisogno di individui come il mio prozio, capaci di immolare la propria vita, la propria serenità per un ideale, per il genere umano. Approfitto di questa lettera per ringraziare anche l'ANED, il Museo Diffuso della Resistenza e tutti voi, almeno quelle persone con cui sono entrate in contatto e che hanno impiegato il tempo prezioso per ricostituire la storia, e soprattutto i professori Lucio Monaco e Aldo Borghesi. In particolare a quest'ultimo devo l'input che mi ha portato come rappresentante dei suoi discendenti a chiedere la pietra d'inciampo. Grazie a tutti per questa manifestazione e che la memoria sia con voi. Gisella Vacca. Do la parola a Elenia. Buongiorno a tutti, devo dire che sono molto onorata di essere qui con voi oggi in questa giornata molto importante che è la giornata della memoria che non ricorda solo, non è solo il ricordo della Shoah e dell'Olocausto, ma è il ricordo anche di un periodo dove in Italia vigevano le leggi razziali, quindi di un periodo dove sono stati attuati crimini contro l'umanità, perché è di questo che si parla. Crimini dell'umanità dove veniva esaltata la diversità, ma non in bene, ma in male. E invece io penso che la diversità sia il fulcro della nostra società. Quindi io voglio prima di tutto ricordare che in quegli anni, poi con l'avvento della Repubblica, con la Costituzione italiana, voglio ricordare l'articolo 3 della Costituzione, che inserito tra i principi fondamentali quello dell'uguaglianza e della libertà, e questo è quello su cui dobbiamo riflettere, non solo oggi ma tutti i giorni dobbiamo riflettere su questi principi, perché siamo arrivati a quel punto della storia dove c'è stato il cambiamento nella nostra società, e questo lo dobbiamo sicuramente grazie a persone come Giovanni Antonio Vacca, che hanno lottato per ottenere questa libertà e questa uguaglianza. Quindi sono molto onorata io di essere qui oggi per onorare il nostro concittadino. Vorrei dire anche una cosa: io e Enzo ogni tanto
ne abbiamo parlato più di una volta e lui mi diceva: ma anche a Ovoda dovete fare qualcosa per onorare Giovanni Antonio Vacca. E da sindaco vi dico che a volte fare le cose non è facile, i tempi a volte si allungano, però io non voglio solo fare qualcosa per lasciare un segnale, ma vorrei fare qualcosa per lasciare un segno. Tant'è che io e la mia amministrazione ci stiamo adoperando in un procedimento di sistemazione di tutta la toponomastica e delle vie del paese. Come penso in tutti i nostri piccoli centri, sapete che ci sono delle vie che non hanno nome, le chiamiamo case sparse. E io qui sto facendo tutto un lavoro per arrivare poi a intitolare ufficialmente una via proprio in onore a Giovanni Antonio Vacca, perché è un uomo che ha lottato per la libertà, per l'uguaglianza, per la democrazia e che merita un riconoscimento come questo. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio l'associazione dei Sardi Antonio Gramsci, perché ogni anno e da anni siete qui a commemorare il nostro concittadino, quindi vi ringrazio infinitamente da parte di tutta la comunità ovodese. Vi porto i saluti dei familiari di Giovanni Antonio Vacca, che sono molto orgogliosi di voi, quindi vi dico grazie a tutti e niente, grazie. Bene, grazie. Anche da me, dalla circoscrizione 4, insomma, vi porto i saluti e saluto innanzitutto la sindaca, a cui diamo il benvenuto in città per questa commemorazione che appunto va avanti da anni da parte della comunità sarda e dell'associazione Gramsci, ma oggi abbiamo anche, insomma, la sindaca ci ha fatto davvero piacere, davvero un onore averla qua con noi. Guardate, io sono ormai anni che seguiamo questo percorso, in particolare delle pietre d'inciampo, che si è un po' inserito, no? Anche in quelle che pian piano, no? Come tutte le cose che nascono, poi hanno bisogno del giusto tempo per essere capite, per essere adottate in un qualche modo. Questo artista ha fatto un qualcosa di straordinario, cioè un qualcosa che rimarrà nella storia dell'Europa come strumento di memoria, no? E davvero ci rendiamo conto quando andiamo a lavorare poi su queste pietre, anche anni dopo rispetto alla installazione, come in questo caso, ci rendiamo conto di come sia davvero importante un simbolo, un segnale, un qualcosa di tangibile. Perché? Perché sono strumenti sui quali poi possiamo raccontare delle storie, raccontare anche delle micro storie, perché poi come dicevano ieri i ragazzi e le ragazze del Cavour, dove siamo stati, perché hanno fatto anche loro un lavoro di ricerca, di didattica, di memoria legato ad alcune storie di memoria, di resistenza e anche legate a pietre d'inciampo. Sono poi le micro storie che creano delle relazioni e che oggi, a distanza di così tanti anni, così tanti decenni, ci fanno ricordare e ci fanno capire come sia comunque importante stare dalla parte giusta della storia e dalla parte giusta oggi di quello che è il presente che viviamo. Proprio per non ripetere gli errori di ieri, cosa che poi purtroppo invece, come vediamo nel nostro mondo sfortunato e molto, molto violento, non è purtroppo così. Ecco, quindi questa è davvero una cosa importante, perché poi come ieri
anniversari come oggi, come l'anno scorso abbiamo fatto con gli amici dell'associazione Gramsci, davvero sono uno strumento per portare dentro le scuole persone, storie, relazioni e connetterle con un territorio circostante che è fatto appunto di persone che hanno dato tanto per la libertà e per la democrazia di questo paese. Voglio concludere però con un ringraziamento anche a Enzo, all'associazione Gramsci, lo diciamo sempre ma ne approfitto perché vedo molta cittadinanza della comunità sarda e non oggi, e davvero ci tengo a ringraziarvi per quello che è il vostro impegno per questa ricorrenza, per le ricorrenze legate alla memoria, ma in realtà per il vostro impegno che davvero mettete tutto l'anno nelle attività associative, nelle attività di solidarietà che vi caratterizzano come comunità sarda. Siete stati in prima linea con noi dagli anni del Covid per tutta la rete di solidarietà e di distribuzione anche di aiuti a famiglie più bisognose, e di questo bisogna darvi atto, e quindi sono felice di dirlo oggi e di ringraziarvi pubblicamente ancora una volta. Grazie e buona giornata. Grazie. Buongiorno a tutti e tutte, sono Paola Alessandri, presidente della sezione Ampi Martinetto, che è la sezione qua di zona. E che dire, in questo momento storico difficile in cui ci sembra che, e forse così è, che tutto il mondo vada in una direzione diversa da quella che noi auspichiamo come democratici, come antifascisti, forse facciamo anche noi in modo che l'antifascismo non sia una poltrona comoda in cui sedersi, mettersi un'etichetta e dire ma noi siamo, ma davvero sia una pietra di paragone, una pietra di inciampo in cui misurare anche le nostre contraddizioni, misurare le nostre azioni quotidiane. Ricordiamoci che queste persone di cui vediamo le pietre di inciampo nelle nostre strade erano ebrei, erano oppositori politici, erano antifascisti come Vacca, erano persone marginalizzate, erano rom, erano persone disabili, erano persone comunque che anche oggi facciamo fatica a ricordare come vittime del nazifascismo, cioè facciamo fatica, diciamo che sono persone che non sempre ricordiamo nella maniera giusta e anche oggi fanno fatica a trovare spazio per i loro diritti. Quindi quello che possiamo fare come antifascisti, come democratici, è davvero pensare all'antifascismo come pietra di paragone per tutti i nostri pensieri, per tutte le nostre azioni quotidiane, e misurarci rispetto a quello e dire ma io davvero sto portando avanti i valori che dico di portare avanti? Questo forse è quello su cui dobbiamo misurarci tutti i giorni, è quello su cui noi come Ampi cerchiamo di misurarci tutti i giorni, anche con una particolare cura alla pietra d'inciampo. Alcuni dei nostri iscritti, tra cui ricordiamo Giorgio Bianchi, è una persona che nella nostra sezione particolarmente si occupa di quello, e quindi lo ringraziamo per il lavoro che fa di memoria nelle scuole, perché la memoria comunque è un pezzo dell'attività dell'Ampi, e appunto non lasciamo che sia solo la memoria, il ricordo, facciamo in modo che tutti i giorni possiamo attualizzarle, tutti i giorni possiamo dire le persone che ricordiamo avrebbero fatto così, e quindi proviamo a farlo anche noi. Grazie. Grazie. Beh, grazie per la parola, sono Claudio Cerrato, sono consigliere comunale. Enzo mi ha praticamente rifilato il microfono per intervenire un po' a sorpresa oggi. Io sono qua come un orgoglioso iscritto della sezione Ampi Martiri del Martinetto, e sono anche orgoglioso di questo territorio perché la 4 assieme alla 3 è stata la circoscrizione che hanno portato qua le prime pietre d'inciampo qua a Torino, ed è stato ci mancherebbe ci mancherebbe, prego. E pietre d'inciampo che abbiamo voluto portare qua a Torino per avere una testimonianza di come
l'industria della morte che era stata costruita in Germania ha avuto delle ripercussioni dirette sulla nostra città, sui nostri cittadini, e che il regime fascista, anche qua a Torino, ha attivamente aiutato. Oggi siamo qua per Giovanni Antonio Vacca, che è stato preso nell'ingranaggio di questa industria della morte, di questa industrializzazione che è un unicum, la Shoah è un unicum da questo punto di vista, ma che il fascismo ha fatto sì che venisse allargata anche agli oppositori politici, tutti diversi come veniva raccontato prima. Ed è per questo motivo che bisogna anche ricordare persone normali, perché erano persone normali però che non hanno voluto piegare la propria vita al fascismo, come in questo caso è stato catturato perché cercava di salvare degli amici, immagino anche dei compagni di lavoro che erano già stati catturati. Ecco, non un crimine violento, non si opponeva in maniera violenta, non era un partigiano da questo punto di vista, ha cercato di salvare delle altre vite. Per questo è stato catturato, deportato in un campo di concentramento e lì assassinato. Ecco, penso che questo sia un ricordo da portare avanti, da onorare ogni giorno contro qualsiasi tipo di regime e di repressione contro le altre idee e le altre posizioni. Questo bisogna sempre ricordarcelo in maniera trasversale. Io ringrazio la sindaca, ringrazio l'ANPI e ringrazio l'associazione Gramsci, perché anche essere qua oggi è grazie all'associazionismo, al volontariato, e fa anche piacere ogni tanto vedere questi momenti delle persone un po' più giovani, posso dirlo, che solo all'associazionismo questo riesce a portare questo valore aggiunto, perché alle volte i nostri momenti più istituzionali siamo un po' tra di noi, mentre invece in questo caso come l'associazione Gramsci fa un grande lavoro di impegno sul territorio e divulgativo. Ancora grazie. Buongiorno a tutti, io sono Sebastiano, un sardo a Torino. Mi permetto di salutare tutti voi, le autorità presenti, la sindaca e gli amici dell'associazione Gramsci. Ricordare l'Olocausto significa riconoscere il valore di ogni vita umana e il pericolo di ogni forma di odio e intolleranza. Significa anche impegnarsi a difendere i diritti umani, la democrazia e la pace, cosa che in quest'ultimo periodo sta avvenendo un po' poco, magari perché ci siamo anche un po' distratti da quello che è l'obiettivo principale. Tra le vittime dell'Olocausto ci sono stati molti italiani, ma anche alcuni sardi, tra cui Giovanni Antonio Vacca, che è stato un avvocato, un antifascista. Giovanni Antonio è stato un esempio di coraggio, lo è tuttora, di dignità e di impegno civile, di amore per la libertà e per la giustizia. La sua vita e la sua morte ci insegnano che non dobbiamo arrenderci di fronte al male che purtroppo ancora c'è e che dobbiamo combattere, ma dobbiamo lottare. La sua figura ci ispira dunque a essere cittadini responsabili, solidari e attenti ai diritti e ai doveri di tutti, e non dobbiamo dimenticarlo. Ogni giorno quando lottiamo per questo ci dobbiamo ispirare anche ad Antonio e a tutte le persone vittime dell'Olocausto. Rendiamo omaggio a Antonio e a tutte le vittime dell'Olocausto col nostro ricordo, col nostro rispetto e col nostro impegno. Non dimentichiamo mai il loro sacrificio e dobbiamo fare in modo che non si ripetano mai più simili errori. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, la cerimonia si chiude qui. Io ringrazio la comunità di Ovodda immigrata qui in Piemonte per essere stata presente e ringrazio tutti voi della partecipazione. Grazie a voi. Buona memoria a tutti.
Sono in figlia. Vedi? Sì. Ho detto mandami la foto. Costituzionale. Facevo panoramico. Mettiti in mezzo tra... Ah, la vuoi fare così? No,